Autonomia del Veneto avanti tutta. A confermarlo oggi a Spresiano il vice premier Luigi Di Maio, smentendo le notizie di possibili rallentamenti dovuti dalle diverse posizioni dei ministeri. I cittadini del Veneto hanno votato un referendum che non può essere disatteso, quindi non ci sono dubbi sull'autonomia del Veneto da nessuna delle due forze politiche che sostiene questo governo, che sostengono questo governo, anzi lo dobbiamo fare il prima possibile. Stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia richiesta dal Veneto sulle materie richieste il prima possibile. Il ministro va oltre con date e passaggi legislativi. Nei vari consigli dei ministri di dicembre bisogna affrontare il tema dell'autonomia. Lo stiamo facendo correndo e facendo una corsa contro il tempo, perché immaginerete che la materia è importante, ma il fatto di dire che una materia è importante non significa mettere le mani avanti e dire che perderemo tempo o prenderemo tempo. I veneti hanno diritto all'autonomia perché l'hanno richiesta con un referendum e l'avranno in tempi certi. Messaggi chiari a tutto l'orizzonte politico che hanno già innescato le prime reazioni, in particolare da segnalare quella dell'altro vice premier Matteo Salvini, che ha affidato alla rete il commento: passiamo dalle parole ai fatti, come previsto dal contratto di governo. Ringrazia per il forte segnale lanciato dai due ministri il governatore del Veneto Luca Zaia, che sottolinea come l'autonomia sia richiesta da 2,5 milioni di veneti che si sono espressi nel referendum e che il progetto completo e complessivo della richiesta delle 23 competenze sia sul tavolo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal 2 ottobre. Ma non è l'unico tema trattato dal ministro Di Maio, che ha commentato così gli ultimi dati negativi sull'economia italiana. Se l'economia rischia di fermarsi, noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia. Con questa manovra mettiamo 37 miliardi. E a un Veneto, regione critica nei confronti del reddito di cittadinanza, il ministro ha risposto così. È una misura che darà soldi solo alle persone che vorranno mettersi in gioco per trovare lavoro. È una misura di politiche attive del lavoro che tra l'altro darà sgravi alle imprese che assumeranno dalla platea del reddito di cittadinanza. Quindi se un'impresa assume da chi prende il reddito, avrà uno sgravio fiscale pari al reddito di cittadinanza che prendeva quella persona, che ovviamente non prenderà più. Ministro che ha confermato le agevolazioni e le attenzioni alle piccole imprese. Fondo di garanzia, Industria 4.0, iperammortamento, superammortamento, sono tutti strumenti che ci saranno anche l'anno prossimo, però li sto riorganizzando per le piccole e medie imprese. Adesso creiamo una esclusività di questi strumenti, di queste opportunità per le piccole e medie imprese.